è secolare arte ha ereditato Nanni Rocca, ma non si è fermato qui. Nel suo laboratorio di Oristano, dove vive, riproduce, rielabora, reinventa i motivi della nostra tradizione. L'esposizione raccoglie un'ampia retrospettiva dei suoi splendidi manufatti, già esposti a New York, Ginevra, El Cairo, Firenze, Milano, Portocervo, negli spazi dell'isola di Sassari e Cagliari e nei musei di Milis e Gavoi, e parti di quelli conservati gelosamente negli scrigni di famiglie gavoesi, opere del bisnonno Lorenzo, del nonno Efisio e del padre Luigi. Oggi, ripeto, io con tutta la mia devozione ho portato a quest'arte, giustamente ho portato a compimento anche quello che era il mio obiettivo, portare tutto il mio sapere a divulgarlo in famiglia, così c'è mio figlio che oggi continua questa nobile arte. La tradizione continua ancora oggi attraverso il figlio, maestro orafo e ricercatore storico Pierluigi. Fare l'orafo per me è la cosa più naturale che esista. Da bambino venivo spesso in laboratorio perché mio padre teneva me e mia sorella qui, perché in casa da soli non ci potevamo stare. Poi a 13 anni sono partito ad Alghero e ho studiato oreficeria all'Istituto d'Arte. Quando ho finito le superiori ho continuato a lavorare in bottega da mio padre e ho perfezionato l'arte della filigrana. Dopodiché ho partecipato a una selezione che ho vinto, che ho passato, e ho fatto un corso di granulazione etrusca. Era un corso che è durato 1 anno e mezzo e ho collaborato con un archeologo di fama mondiale che si chiama Edilberto Formigli. E lì ho preso un diploma di esperto in tecniche e lavorazioni etrusche e sono tornato in Sardegna per riprodurre gli ori di Tarros. Essere la 6ª generazione orafa della mia famiglia è una responsabilità a cui tengo e non mi pesa affatto. Questo mi porta a scavare ancora più a fondo sulla storia del gioiello sardo. Infatti l'anno scorso ho preso parte a un progetto della regione e andavo in Barbagia a intervistare gli anziani e abbiamo fatto delle ricerche sugli amuleti e gioielli tradizionali. Intervistavamo gli anziani e abbiamo recuperato del sapere che altrimenti sarebbe andato perduto.